Ehi, che meraviglia! Ciao ragazzi, cosa sarebbero le tavole dei veronesi senza il bollito con la pera? Per carità, sarebbero buone lo stesso perché i piatti della tradizione scaligera sono tanti e tutti eccellenti. Ma se voi ai veronesi chiedeste qual è la ricetta che maggiormente li rappresenta, sono convinto che almeno 9 su 10, e forse anche di più, vi direbbero il bollito con la pera. E questo perché? Perché è una preparazione che si tramanda da sempre, perché è ricca di ricordi di cucina, come per esempio il soffuso borbottio della pignata con la pera che sbuffa, oppure con il profumo del brodo in cui cuoce la carne, oppure la visione dei tagli fumanti che vengono estratti dalla pentola. Ma questo piatto, che rappresenta giustamente uno dei simboli più significativi della tradizione veronese, del piacere dello stare insieme a tavola, in realtà ha delle radici povere, umili, contadine, che affondano in un passato fatto non certo di ricchezze, ma soprattutto dalla voglia di creare dei momenti piacevoli e di stare insieme, per l'appunto, con ciò di cui si disponeva. Come nasce il bollito? Nasce senz'altro dalla tradizione contadina. È un piatto di recupero, come tutti i piatti della nostra tradizione contadina. Nelle corti di campagna si arrivava ad avere, soprattutto in inverno, carni pronte, i capponi, i polli, le galline e poi i tagli di manzo venivano macellati e la tradizione, la cultura prevedeva anche che tutti questi tagli di questi tagli non si buttasse via niente, per cui la tradizione porta alla cottura di tagli meno nobili, non destinati alla griglia o allo stufato o al brasato. Ecco, si andavano a bollire con le verdure, con gli aromi, con le spezie e si andavano a consumare sia i tagli di carne meno pregiati e anche e soprattutto a conservare gli elementi nutritivi contenuti nel brodo per minestre, zuppe. Questa insomma è un po' la tradizione, quello che insomma ci insegnano ci insegna il passato, ci insegna la tradizione contadina. Quindi non c'è una ricetta unica e classica. Direi di no. Allora, se andiamo a vedere l'area geografica di consumo tradizionale del bollito, è un po' tutta l'area padana che va dal Piemonte, la Lombardia, il Veneto, il Friuli, dove le corti di campagna conservavano abitualmente questi animali. Non esiste in realtà una ricetta catalogata, esiste una tradizione tramandata, una tradizione contadina dove si andavano a preparare i vari tagli. Poi le sfumature possono essere regionali o addirittura anche locali, soprattutto nelle salse di accompagnamento al bollito che variano da regione a regione. Origini contadine, origini povere dunque, come del resto povera è la ricetta della pera, la cui nascita viene fatta anche attribuire a una leggenda. Sembra infatti che sia stato Alboino, re dei Longobardi, a commissionarla al proprio cuoco. E perché? Per invigorire Rosmunda, che era diventata forzatamente la moglie di re Alboino, ma che si stava anche lasciando morire di fame perché costretta a bere da una coppa ricavata dal cranio del padre Cunimondo, sconfitto dallo stesso re Alboino in battaglia. Quindi c'è un po' di macabro in questa leggenda che ovviamente non trova riscontro nella realtà. La perà nacque per insaporire, per arricchire il sapore della carne bollita o lessata. La ricetta per l'appunto è povera perché? Perché è fatta semplicemente con pane raffermo, midollo di bue, brodo e pepe ovviamente. Il pepe che è quello che dà il nome alla salsa perà. E come ogni preparazione importante che valica i secoli che si rispetti, anche la perà è al centro di alcuni dibattiti. Per esempio, c'è chi puntualizza il fatto che il pepe all'epoca non fosse una spezia propriamente alla portata di tutti e in alcuni momenti storici nemmeno il pane lo era. E poi c'è la questione del formaggio. Secondo la storia, i ricchi lo mettevano sempre all'interno della salsa. Secondo i puristi, invece, trattandosi di una ricetta povera, il formaggio non andrebbe assolutamente mai messo. È una questione ancora aperta e se vogliamo un po' anche è il bello della discussione che sta attorno alla pera. Quello che è certo in ogni caso è che si tratta dell'unica o comunque forse una delle pochissime salse di comprovata origine medievale ancora preparate e servite ai giorni nostri.
Perché piace il bollito? Piace il bollito, piace perché è un piatto, come dire, complessivo, cioè dentro il bollito troviamo le nostre radici, troviamo il gusto del sapore, il sapore anche antico di queste pietanze, troviamo complessità, è un piatto ricco con molti gusti, con molte sfaccettature. Io vedo che poi anche solo osservando in sala, quando noi andiamo a servire il bollito, l'approccio del cliente è diversissimo e vedi che è originato dalla propria esperienza personale. Se in famiglia il bollito andava preparato così, esempio, io vedo che molti, l'utilizzo anche delle salse, molti prendono le salse e le versano a random così sul piatto, molti invece selezionano e vedi proprio che c'è una procedura di consumo anche del bollito che è propria di ogni individuo, che probabilmente è frutto del suo passato, della sua esperienza familiare. Però, se devo dirla tutta, la salsa più buona, quella che veramente rappresenta il bollito veronese, è la Pearà. La Pearà probabilmente è un discorso di imprinting. Io scherzando molte volte dico, probabilmente c'è stata messa nel biberon appena nati e questo è il nostro imprinting. Non deve mancare, deve essere calda, fumante, pepata, deve scaldarci il cuore. La Pearà è immancabile. Lo diciamo subito, il vino che accompagna il bollito con la Pearà è il rosso, veronese ovviamente, ma qui si può aprire a un'interpretazione. Il nostro piatto più importante è appunto il bollito. Io lo abbinerei con due vini che provengono dalla stessa zona, dalle stesse uve, ma che sono completamente diversi. Il Valpolicella classico oppure l'Amarone classico. Per chi volesse un vino un pochino più fresco, con sentori di frutti di bosco freschi, un vino sgrassante, allora opterei per il Valpolicella. Per gli amanti invece dei vini più corposi, più suadenti, con tannini importanti, dal gusto molto rotondo, allora andrei sull'Amarone della Valpolicella, che facendo appassimento ha quella rotondità che non si trova in altri vini.